Eder. Mech. Pallister. Svolta cruciale nel caso di Liliana Resinovic, la donna triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere 3 settimane più tardi, il 5 gennaio 2022. In un boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Il corpo della 63enne era stato rinvenuto in condizioni inquietanti, avvolto in 2 sacchi neri e legato con un cordino. Dopo oltre 2 anni di indagini, analisi tecniche e contraddizioni, la Procura di Trieste ha iscritto formalmente nel registro degli indagati il marito, Sebastiano Visintin, con l'ipotesi di omicidio volontario. Alla base del provvedimento ci sono nuovi elementi emersi dalle recenti analisi tecniche disposte dagli inquirenti. Sul corpo di Liliana sono infatti state rinvenute un'impronta compatibile con un guanto e un filamento chiaro, descritto come una fibra o pelo di colore giallo, lunga circa 2 cm, che potrebbe costituire una traccia decisiva. È proprio questo indizio a spingere gli investigatori a concentrarsi su un maglione giallo sequestrato durante una perquisizione nella casa di Visintin, nella zona di Via del Verrocchino, dove l'uomo viveva con la moglie prima della scomparsa. La perquisizione è stata condotta nelle scorse settimane dagli agenti della polizia giudiziaria, su delega della PM Ilaria Iozzi, e si è protratta dalle prime luci dell'alba fino a tarda mattinata. Oltre al maglione sospetto, gli agenti hanno sequestrato anche numerosi utensili, circa 700 lame tra coltelli e forbici, che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere stati utilizzati per tagliare il cordino usato per avvolgere il corpo della donna. L'attenzione si è concentrata anche su alcuni guanti, uno dei quali potrebbe aver lasciato l'impronta visibile grazie all'uso delle luci forensi su uno dei sacchi neri in cui era avvolta Liliana. Va detto che Visintin, ex autista in pensione, in passato gestiva un piccolo laboratorio di affilatura coltelli, attività che avrebbe poi trasferito nella propria abitazione. Questo, secondo la sua difesa, spiegherebbe la presenza di un numero tanto elevato di strumenti da taglio, che potrebbero appartenere anche a terzi, ovvero ai clienti del laboratorio. Un dettaglio che però non basta, da solo, a dissipare i dubbi crescenti degli inquirenti. A rendere ancora più complesso il quadro è il rinvenimento di almeno 15 tra capelli e peli, attualmente sottoposti ad analisi comparative. Alcuni di questi potrebbero appartenere alla vittima, ma altri, secondo quanto trapelato, sarebbero meritevoli di approfondimenti nell'ottica della ricerca di terze persone coinvolte. C'è poi una bottiglietta trovata accanto al cadavere, oggetto anch'esso di esame in corso. Tutti elementi che spingono la procura a non escludere completamente nemmeno l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella morte della donna. Nel frattempo, la difesa dei familiari di Liliana segue con attenzione ogni sviluppo. L'avvocata Federica Obizzi, legale di Veronica, la nipote della vittima, tra le prime ad aver sollevato dubbi sulla versione fornita dal marito, ha dichiarato che, dopo il deposito della consulenza medico-legale, non sono stati notificati nuovi atti ripetibili, ovvero esami che prevedano la partecipazione o la presenza degli indagati e delle parti offese. Anche questo aspetto fa capire che, al momento, il procedimento investigativo è ancora in una fase tecnica, con l'acquisizione di dati fondamentali per stabilire la verità. A dare ulteriore peso all'ipotesi dell'omicidio passionale è la testimonianza di Claudio Sterpena, l'amico e confidente con cui Liliana stava pianificando una nuova vita. I due, stando a quanto riferito dall'uomo, erano pronti a iniziare una convivenza e Liliana avrebbe dovuto lasciare la casa coniugale nei giorni successivi alla sua scomparsa. Il marito sapeva tutto di noi, ha dichiarato Sterpina ai media. Liliana è stata eliminata perché voleva andarsene, un movente forte, che potrebbe spiegare il gesto se commesso in un contesto di gelosia e possesso. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste, Luigi Dainotti, attende adesso l'esito degli esami comparativi tra le tracce rinvenute sul corpo e gli oggetti sequestrati in casa Visintin. Solo al termine delle nuove perizie sarà possibile comprendere se il quadro accusatorio potrà reggere in sede giudiziaria. Le domande ancora senza risposta sono molte. Chi ha legato Liliana con quei sacchi? Chi ha portato il suo corpo nel bosco? E perché è stata lasciata lì?
in quel luogo apparentemente isolato ma non lontano dalla sua abitazione. Quel che è certo, a oltre 2 anni dalla scomparsa, è che il mistero attorno alla morte di Liliana Resinovic è tutt'altro che risolto, ma, per la prima volta, le indagini sembrano seguire una direzione ben precisa. Svolta nell'omicidio di Davide Carbisiero, il 19enne di Succivo ucciso nella mattinata del 13 aprile all'interno della sala Slot Royal Beautiful di Cesa, in provincia di Caserta, nella tarda serata di domenica, la Procura per i minorenni di Napoli ha emesso un decreto di fermo nei confronti di un ragazzo minorenne, ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio. Il provvedimento è scattato dopo un'intensa giornata di indagini condotte dai carabinieri del gruppo di Aversa, che sin dalle prime ore successive al ritrovamento del corpo hanno lavorato a stretto contatto con la magistratura minorile per raccogliere elementi utili a identificare l'autore del delitto. Il minore fermato è stato trasferito presso il centro di giustizia minorile di Napoli, dove resterà in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Secondo quanto trapelato finora dalle fonti investigative, l'omicidio si sarebbe consumato con una modalità tanto brutale quanto precisa. Un solo colpo di arma da fuoco, esploso alla giugulare, ha stroncato la vita di Davide Carbisiero. Un colpo letale, esploso da distanza ravvicinata, che non ha lasciato scampo alla vittima. La dinamica, se confermata, lascerebbe intendere che l'assassino conoscesse bene il ragazzo e lo abbia affrontato da vicino, forse dopo un confronto o un diverbio. Tuttavia, le autorità non si sbilanciano, e sottolineano che sono tuttora in corso accertamenti per chiarire nel dettaglio le circostanze esatte dell'omicidio e, soprattutto, per individuare il movente che ha portato il giovane killer a compiere un gesto tanto estremo. Al momento, il motivo che ha scatenato la violenza resta avvolto nel mistero. Gli inquirenti stanno lavorando per comprendere se l'omicidio sia legato a questioni personali, sentimentali o se vi siano sullo sfondo dinamiche più complesse, magari collegate a contesti familiari o ambienti devianti. L'età dei protagonisti, vittima e presunto omicida, aggiunge un elemento di inquietudine e drammaticità a una vicenda che ha sconvolto l'intera comunità locale. L'attività investigativa prosegue a ritmo serrato. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e all'interno della sala slot. E continuano le audizioni di persone che potrebbero aver assistito all'episodio o essere a conoscenza di informazioni rilevanti. Le prossime ore saranno decisive per chiarire l'intero quadro e verificare la piena responsabilità del minorenne fermato, il cui profilo, ancora riservato, potrebbe rivelare ulteriori sviluppi sulla natura del rapporto con la vittima e sul contesto in cui è maturato il delitto. Saluta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.